Buonasera, bentrovati a TV7 Match, il consueto appuntamento settimanale con la musica di sottofondo che va in onda per parlare di un argomento davvero molto importante, che sicuramente voi da casa dovrete e dovreste stare incollati al televisore, perché sarà un tema che riguarderà moltissime persone del nostro territorio e anche dell'Italia ovviamente. Parleremo del caro autostrade, è un argomento che si sta proprio discutendo anche in questo momento, in questo periodo nel governo. Addirittura venerdì il 23 si ritroveranno a Roma presso la sede dell'AISCAT e dell'Associazione Italiana Società Concessionarie delle Autostrade per discutere ed individuare una linea di azione condivisa relativamente all'applicazione di una scontistica tariffaria. Dunque è venuto un can e il governo si è mosso perché vengano diminuite le tariffe, soprattutto per i pendolari. Ne parleremo in questa trasmissione, soprattutto con voi da casa, potete telefonare, potete mandare messaggi, insomma potete partecipare attivamente a questa trasmissione con il professore Mano Case, il nostro editore. Buonasera professore, grazie di essere con noi. Saluto Maria Rosa Pavallenno, sindaco di Milano, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie. Saluto Mattia Donadel, presidente del comitato Opzione Zero, buonasera, grazie di essere con noi. E saluto Andrea Aragona, responsabile mobilità Lega Ambiente del Veneto e presidente della Lega Ambiente di Padova, buonasera. Saluto Ilario Simonaggio, segretario della FIT CGL della Regione Veneto, il sindaco di Spinea Silvano Cecchin, e Michele Varotto, vicepresidente nazionale del Confartigianato Trasporti e presidente della provincia di Padova. Buonasera. Buonasera. Buonasera, il tema è scottante, avete già visto il titolo, che qualcuno prima di iniziare mi ha detto mamma mia che titolo che c'è, un titolo, però abbiamo messo che il punto di domanda, perché è un fatto che ne discuteremo questa sera, se è vero oppure no, che si può rimediare alla situazione attuale sulle tariffe autostradali. Professor Mano Case, le autostrade, che dilemma? Le autostrade è un dilemma tipicamente italiano, perché è un caso particolare in Europa dove l'Italia primeggia per le tariffe che vengono imposte agli automobilisti che attraversano l'autostrada, e quindi abbiamo delle tariffe talmente alte che superano qualsiasi altro esempio in Europa. Diciamo che la Germania, le autostrade sono totalmente gratuite, in Francia un 50% sono gratuite, per gli svizzeri, la Svizzera non pagano le tasse, pagano solo la tassa di circolazione, per invece per l'Austria invece la tassa di circolazione è assolutamente azzerata. Noi invece paghiamo delle tariffe molto alte. Questo è determinato da una vecchia usanza, ancora nell'epoca della prima autostrada, quella del Sole, dove si pensò di riprendere il denaro investito, perlomeno a nord, e questa usanza di pagare le tasse sul passaggio autostradale rimase e aumentò di volta in volta, perché sul passaggio autostradale si aggiunsero tutte le disgrazie che l'Italia a quell'epoca ebbe, quindi i terremoti, le alluvioni e tutto il resto, e le tariffe continuarono a aumentare. A un certo punto in Italia ci fu anche il grande colpo di genio, per qualcuno dice, visto che lo Stato non riesce a gestire il sistema autostradale perché ci perdeva perfino, allora lo diamo ai privati in gestione e questi qua sicuramente riusciranno a gestirlo meglio. Le tariffe sono aumentate, il sistema autostradale è rimasto pressoché lo stesso. Adesso in un momento di crisi la tariffa autostradale è estremamente pesante per i cittadini, e soprattutto succedono dei fenomeni strani. Si costruiscono parzialmente delle autostrade e poi si mettono delle tasse talmente alte che i cittadini tendono a non usare più l'autostrada. Quindi se ne vanno per le strade statali, provinciali, ma fin tanto che sono gli autoveicoli la cosa può essere abbastanza, diciamo, accettabile. Quando incomincia a applicare questo sistema, il sistema di trasporto pubblico il sistema di trasporto, diciamo, pesante, allora la cosa diventa estremamente più complicata. Ecco, in questo contesto
Si svolgerà il nostro dibattito perché è importante capire perché in Italia si pagano tasse, si paga il passaggio autostradale, se è necessario pagare questo pedaggio autostradale visto che già paghiamo la tassa di circolazione, e quindi direi che grosso modo la problematica l'abbiamo affrontata, anche se gli aumenti ultimi sono stati del 65,9% rispetto al tasso di inflazione che invece è il 37,4%. Bene, poi vi faremo vedere davvero tutte le tabelle dei vari aumenti, di quanto costano le autostrade, di chi guadagna nelle autostrade. Abbiamo tante cose da farvi vedere, tutte molto interessanti. Per dover di cronaca devo comunicare che anche oggi ci è arrivato un'email alle 16:51 dove noi avevamo invitato tutte le parti, avevamo invitato anche Tiziano Bembo che è il presidente della CAV, e ci ha mandato un'email che non potrà partecipare alla trasmissione per quanto attiene all'argomento che sarà trattato, quindi si scusa per non poter intervenire in questa trasmissione. Allora, io inizierei proprio con Mattia Donatel, perché 10 minuti fa, prima di venire in trasmissione, ci ha portato ci ha impiegato una vita. Me lo fa vedere così il cartellone, poi lo facciamo vedere perché l'abbiamo ripreso, ce l'ha lì sulla mano così, e ha portato questo cartellone, ma è incuriosito. Allora noi l'abbiamo ripreso perché è un po' scomodo da far vedere. Io provo, guardi, vengo io, provo a tenere, io lo so, però l'abbiamo ripreso anche lì e ce lo deve spiegare perché è una cosa molto interessante, ovviamente merita una spiegazione. Io mi metto qui, non so se impalo qualche, però c'è anche sul monitor, la regia poi vedremo. Eccolo qui, ci può spiegare questo che tanto sì, per prepararlo ci è impiegato un po' di tempo, immagino. No, non tanto, insomma. No. Ecco lì, guarda, c'è anche il video così. È difficile recuperare tutte le informazioni perché poi dietro a queste cose, insomma, la documentazione non è così disponibile, insomma. Però, diciamo, allora, parliamo di autostrade e di caro pedaggi, ma qui c'è un caso particolare, insomma, che è quello del passante, di tutto il nodo di Roncoduro, del tornello di Vetrego e quant'altro, no? Allora, praticamente nella nostra tratta, diciamo quella che ci interessa tra Padova e Mestre, cosa succede? Che hanno uniformato la tariffa da Padova Est a Villabona a Mestre e da Mirano a Padova Est, alzandola soprattutto in questo secondo tratto, quindi da Vetrego praticamente dall'entrata di Milano fino a Padova Est, di parecchio, perché si pagava 80 centesimi fino all'altro giorno, diciamo, adesso si parla di 2,80. Perché bisogna raccontare che prima i pendolari uscivano a Vetrego, praticamente a Mirano, uscivano dal casello dell'autostrada, poi rientravano perché da Padova per andare a Mestre, se facevano questo tragitto, spendevano 0,80 centesimi invece che spendere la tariffa piena. Esatto. Poi uscivano dall'autostrada e rientravano, addirittura gli abitanti di Vetrego erano molto arrabbiati di questo, perché dicevano lì è diventato un rondò dove entrano escono le macchine e c'è una cosa che non va bene poi per ovviamente il respiro è quello che butta fuori tutto la marmitta delle varie automobili. No, ma sicuramente gli abitanti di Vetrego avevano ragione su questo problema, però non è che si può risolvere un problema che è stato creato dalla società che gestisce il passante, che è la CAV, scaricandolo sugli utenti, sui pendolari, perché il problema è che lì si doveva arretrare la barriera di Mestre a Dolo, invece non è stato fatto. Perché non è stato fatto? Perché con questa scusa si possono appunto aumentare i pedaggi. Allora, lo spieghiamo, Mattia? Spieghiamo lo schema. Da dove partiamo? Dall'ANAS? Partiamo dall'ANAS e dallo Stato, diciamo, che hanno messo i soldi, 1 miliardo l'ha messo l'ANAS e 284 milioni li ha messi lo Stato per costruire il passante e tutte le opere complementari. È un po' di più, ma insomma diciamo che ci siamo. Questi soldi per costruire il passante ovviamente sono stati dati alle ditte che hanno costruito, quindi alla Impregilo, alle cooperative, alla Mantovani, qui esatto. Destra, non giusto, Poi nel 2008 si sono inventati una società di gestione che è appunto la CAV. La CAV è completamente pubblica perché è metà della regione del Veneto, 50%, e 50% è dell'ANAS. E questa società, oltre ad avere in gestione il passante, quindi curare la manutenzione, tutto quello che ci va dietro, deve praticamente da convenzione accollarsi il debito, cioè i soldi che ANAS ha anticipato. E quindi con i pedaggi dovrebbe ripagarsi praticamente questo debito. Però ha chiesto molto tempo per il pagamento, insomma, non è che... Non ha chiesto molto tempo, e questo è anche un dato importante da sottolineare, perché si parla di 23 anni, mentre normalmente le concessioni
sono quarantennali. Che cosa succede? Che però quello che noi diciamo è che questi soldi, in qualche maniera, i cittadini li hanno già messi. Scusa, ha chiesto 23 anni e poi ha chiesto 20 anni in più. Nella prima parte ha chiesto 23 anni, poi ha chiesto 20 anni in più, cioè visto fino al 1932 e poi ha chiesto per un terzo del debito. La durata delle concessioni è garantita per il pagamento del bene, per cui non esiste una regola certa. Però, cioè, questo in base a che... quanti soldi ci sono a pagare il valore del mutuo, alla bancabilità dell'opera, viene stabilito quant'è il tempo. Quindi noi abbiamo anche concessioni che possono essere 30 anni, in questo caso era 25, perché si doveva iniziare a pagarlo nel 2008, in realtà ci sono stati problemi per 5 anni, quindi forse si inizia a pagare quest'anno. Sì, sì, però dopo poi ci ritorneremo magari. Mi corregga Simonaggio se dico qualche E la concessione però scade nel 2032. Nel 2032, però poi c'è anche una proroga. Più tardi si inizia a pagare e più diventano alte le rate annuali. Però io poi ho letto Simonaggio che c'è una proroga di altri 20 anni. Questa è la richiesta che hanno fatto. È la richiesta che ha fatto. È una richiesta che è stata fatta. Perché poi noi abbiamo fatto con il professore, mentre preparavamo questa visione, che dei conteggi è venuto fuori delle cifre davvero esorbitanti di interessi che si devono pagare per questo passante, insomma. Allora, qual è la questione? Che gli introiti dai pedaggi, visti anche i cali dei volumi di traffico, dal 2011 al 2012 è stato un calo del 7,5%, non sono sufficienti, cioè non si riesce a ripagare questo fantomatico debito. E quindi che cosa fa? La CAV ha praticamente acceso dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Cassa Depositi e Prestiti che ricordiamo per l'80% è pubblica e per il 20% in mano alle fondazioni bancarie. La Cassa Depositi e Prestiti si è fatta dare 350 milioni dalla Banca Europea degli Investimenti, altri 73 rotti milioni li ha messi lei direttamente, prestandoli alla CAV a tassi di interesse di mercato. Quindi, sì, non a tassi agevolati, ma a tassi del 4-5%, adesso non sappiamo bene, ma comunque. Tutta questa operazione è avvenuta ovviamente con l'avallo dei due soci di maggioranza, dei due soci di CAV, cioè quindi della parte della Regione del Veneto, quindi Presidenza Zaia, e da parte dell'ANAS. Che cosa succede? Che questa cosa sta allargando questo debito. Ma quello che noi diciamo è che questo debito è illegittimo, nel senso che i soldi, quel 1.284 milioni, vengono dalle tasse dei cittadini. Quindi un conto è che i cittadini tu mi faccia pagare come dire, vabbè, il servizio, e quindi perché ovviamente utilizzando l'autostrada ci sono le manutenzioni, c'è gli stipendi di chi ci lavora e quant'altro. Un conto è che tu mi crei una situazione che di fatto diventa una specie di spremi agrumi, che tra l'altro appunto non ha neanche soluzione, per cui se questa cosa si allarga a dismisura e si perde il controllo, come dire, di questo debito, poi prima o dopo questa bolla scoppia. Quando scoppia ne devono rispondere i soci della società. Magari non viene pagato. Ma di solito invece lo si fa pagare, come in questi giorni il debito italiano viene fatto pagare con il taglio dei servizi pubblici. Vediamo la situazione delle scuole, per esempio, che non ci sono i soldi per pagare le pulizie. Ma in realtà i soldi ci sono e che vengono sprecati in questo tipo di operazioni. Vi dico solo che la Cassa Depositi e Prestiti, per fare l'intermediazione con la Banca Europea degli Investimenti, si è cuccata 8 milioni e mezzo di euro. Cioè, queste operazioni sinceramente noi non le capiamo. Allora, se si decide che il passante è un'infrastruttura strategica, perché l'hanno messa in legge obiettivo, bisognava farla, eccetera, adesso non stiamo qua a discutere se era giusto o no, ma comunque è stata fatta. Serviva all'autotrasporto, a disintasare la tangenziale, tutta l'area intorno. Bene, allora lo Stato ha fatto un investimento, ma non può pretendere di rientrare di questo investimento scaricandolo di nuovo sui cittadini, sui contribuenti e farlo pagare due volte. E quindi secondo noi questo debito va annullato, o comunque insomma va rivista tutto questo meccanismo, e soprattutto secondo noi la tariffa nell'immediato per risolvere il problema di Vetrego va uniformata sì, ma va uniformata in basso. Noi lo slogan che avevamo lanciato con le nostre proteste era un euro può bastare, ma poi va arretrata la barriera di Villabona a Roncoduro, là dove doveva essere. Maria Rosa Pavanello, va annientato, va buttato via questo debito, cioè non deve essere più pagato, come dice il nostro
ospite Donadel, oppure voi avanzate che dei soldi, mi sembra lei è molto arrabbiata in questo senso. Il Comune di Mirano e i cittadini in primis che io rappresento qui avanzano circa 19 milioni di euro da tutta questa operazione del passante che inizia nel mio comune a Mirano a Vetrego, che doveva essere un casello provvisorio. Noi siamo praticamente forse quasi l'unico comune che non ha avuto sostanzialmente nessun denaro in compensazione per fare degli interventi sulla viabilità esistente. Ma li daranno? Sono promesse? Noi abbiamo degli accordi che hanno valore, perché l'assessore Chisso lo ha confermato, mi pare anche ad ottobre, che intendono rispettare gli accordi, però finora di quegli accordi noi abbiamo visto 350.000 euro che ci sono serviti nel 2012 per fare delle asfaltature nelle strade più trafficate, cioè il traffico che a Mirano è notevolmente aumentato, perché Mirano è l'unico casello pienamente in funzione di questa opera strategica per tutto il nord-est, perché a Mirano, località Vetrego, ci tengo a sottolinearlo, entrano sia auto che camion, e quindi abbiamo da tutta la zona anche nord, quindi abbiamo dalle zone industriali dei comuni del Milanese, quindi Salzano, Scorzè, Noale, abbiamo tutto il traffico di attraversamento che passa in pieno centro a Mirano, perché noi non abbiamo delle strade che permettono, no, non abbiamo delle strade alternative, quindi passano in una via proprio centrale della nostra città, e poi in via Porara, che è lo stesso una via in pieno centro dove si va al casello di Vetrego. E quindi credo anche lei, perché mi sembra che questo passante sia un problema da non sottovalutare? No, credo che si possa anche capire. Io sono in carica da maggio del 2012 e credo è il tema che io ho affrontato in maniera più importante in questo anno e mezzo di amministrazione comunale. Quello che io vedo però come sindaco, e credo che sia un po' un problema dei sindaci in questo momento, è che essendo un ente ovviamente sottostante alla regione e agli altri soggetti, noi abbiamo pochissimo potere, pur avendo degli accordi che sono sottoscritti da Regione Veneto, da CAV, Provincia di Venezia e Veneto Strade. Questi accordi sono stati sottoscritti all'inizio del 2008, finora sostanzialmente non sono stati rispettati. Per quanto riguarda questi rincari, è evidente che noi, quando ci hanno un po' illustrato questa operazione, passando da 0,80 avevamo tentato di capire qual era la tariffa finale, ma avevamo capito che superava abbondantemente i 2 euro, non ci avevano mai dato delle somme precise. La prima cosa prima di aumentare non vanno chiesto un parere vostro? No, c'è stata una riunione, ma credo lo possa confermare anche il collega di Spinea, a marzo del 2013, per interessamento anche dei comuni della Riviera del Brenta, che siamo riusciti a fare rete, abbiamo chiesto insieme, comuni della Riviera del Brenta e comuni del Milanese, una conferenza dei sindaci allargata di queste due aree, alla presenza di CAV. Era presente il presidente e l'amministratore delegato, che allora era Eutimio Mucilli. Ci hanno illustrato a grandi linee qual era la relazione e la richiesta che stavano mandando al Ministero delle Infrastrutture, e parlavamo di marzo 2013. C'erano anche molti comitati, associazioni, Opzione Zero che erano fuori a questo incontro. L'incontro si è tenuto a Vigonovo. Ci hanno illustrato questa loro deliberazione, perché è stata una deliberazione all'interno del Consiglio di amministrazione di CAV, e di questa richiesta che stavano per spedire in quei giorni. Ovviamente non ci hanno dato un contenuto, non ci hanno dato un testo, ci hanno illustrato, eravamo circa 13-14 sindaci lì presenti o assessori delegati. Quindi la situazione è diventata una situazione pesante, insomma, al di là. Chiedo alla regia, si può mettere anche la fotografia del passante, così riusciamo a capirci meglio, prego. Sì, noi abbiamo il casello di Crea, che è uno dei caselli assieme a Preganziol del passante, e quindi eccolo qui, lo vediamo inquadrato tra poco. La mia preoccupazione, sì, quello di Martellago è in costruzione, quindi lo stiamo aspettando. Ovviamente la preoccupazione che abbiamo noi come Comune di Spinea è quello che situazioni come quelle che si sono create al casello di Vetrego si ripropongono all'interno del casello di Spinea, perché oggi Spinea si paga 1,70 euro e quindi 1,60 euro, e quindi rispetto ai 2,80 di Vetrego. Posso farvi una domanda a tutti e due, perché passando, mi viene anche, scusi Sindaco se la interrompo, in questo passaggio qui, dopo l'uscita di Mirano Dolo,
che è provvisoria, anche lì c'è un contenzioso che bisognerà vedere come va a finire. Subito dopo c'è quella di Mira e sono vicine. A cosa servono? Sono molto vicine, c'è una domanda che mi sono posto e non ho mai trovato risposta, se magari voi questa sera me la date. Sono vicine, sono dei caselli che fanno parte del vecchio sistema autostradale da Villabona in direzione Padova. Perché Mira Oriago non è nuovo come casello. No, non è nuovo, tra altre cose è un casello che sostanzialmente è liberalizzato e quindi per noi questo schema viario è molto importante. Lo spiego anch'io perché. Ed è importante però che questo schema che deve avere anche una funzione trasportistica e non tariffaria, perché ripeto, la preoccupazione che noi abbiamo come Comune di Spinea è che essendoci una forte differenza tra l'importo che si paga al casello di Vetrego e quello di Spinea, che sono abbastanza vicini, che quindi si potrebbe in qualche modo creare un meccanismo di tornello come prima c'era a Vetrego, appunto ci sia... Vetrego, per chi non sapesse, è l'uscita a Milano Dolo. Sì, esatto, per noi è più facile individuare come Vetrego. Ecco, e quindi che si riproponga questo meccanismo di uso non trasportistico ma tariffario dei caselli. E questo è il ragionamento che abbiamo fatto anche in quell'incontro di Vigo Novo, per dire apriamo un ragionamento per tenere la situazione sotto controllo. Chiaro che ormai le differenze sono forti, c'è questo leggero ribasso della tariffa da Villabona a Padova, se non ricordo male, da 3,30 3,20 a 2,80, però c'è un forte incremento sul casello di Vetrego. Lì sul discorso di cave c'è un problema ovviamente che riguarda i caselli, ma c'è anche un problema complessivo, perché noi nei nostri territori, come diceva prima Maria Rosa, abbiamo anche un problema che il passaggio del passante ha comportato problemi dal punto di vista dell'inquinamento, e quindi abbiamo anche bisogno di capire se accanto al discorso delle risorse che sono necessarie per pagare, poi vedremo se sono debiti, se sono prestiti o se sono regalie, ma comunque sia il passante ha avuto un costo. Allora, non c'è solo il problema di pagare il passante, c'è anche un problema di capire come noi andiamo a tenere sotto controllo l'aumento di inquinamento che c'è stato con l'introduzione del passante, e anche come troviamo meccanismi di mitigazione ambientale, perché insomma, quando si fanno le strade, prima il professor parlava all'estero, ma all'estero la prima cosa che si preoccupano nel momento in cui fanno un intervento autostradale, e questo addirittura dovrebbe essere un corridoio europeo, si preoccupano dell'impatto ambientale, e immediatamente all'interno della tariffa predispongono anche una quota parte della tariffa che dovrebbe essere avere una funzione di mitigazione e compensazione ambientale nel territorio dove passano le autostrade. Simonaggio, questo passante era nato come un'opera miracolosa costruita in tempi brevissimi, invece tempo passando ci accorgiamo che c'è qualche lacuna, insomma, non indifferente. I sindaci che si lamentano, poi sentiremo che dei cittadini molto arrabbiati, insomma c'è un po' di problema. Noi abbiamo avuto una variazione, eravamo abbastanza avanti col sistema autostradale negli anni 70, poi per 20 anni non si è costruito più nulla, e nel 2001 tutti ricordiamo una campagna elettorale con il Presidente del Consiglio che spiegava la legge obiettivo. Lì dentro ci stanno 250 opere fondamentali, il valore di quelle opere sono 369 miliardi di euro, e dentro lì ci stanno una trentina di opere, soprattutto stradali del Veneto. Il problema delicato è che contemporaneamente nasce un signore che mutua dai modelli inglesi la finanza di progetto, quindi i nostri politici vanno sostanzialmente a Roma per ottenere negli ultimi anni i soldi per il Mose, 5 miliardi di euro. Le strade ce le facciamo da soli, questo è il principio, e ce le facciamo da soli presuppone il fatto che ti basta che la strada sia inserita in legge obiettivo e poi la paghiamo con i pedaggi. Vale in principal modo per Lombardia e il Veneto. Allora il dato nella sostanza è che il passante doveva costare molto meno del miliardo, c'è una differenza notevole che pesa sulla situazione che tra l'opera, tra la fase preliminare e la progettazione definitiva, la realizzazione,
schizzano verso l'alto i costi. Come mai? Schizzano per 3 ragioni, li spieghiamo velocemente. Uno, che ci sono una serie di opere supplettive e varianti d'opera che fanno aumentare il costo. Il secondo elemento è legato ai tempi, perché se tu decidi che un'opera la fai in 3 anni, invece ci metti 10 anni, via via c'è l'incremento dei materiali, i costi di Però è stata produzione. fatta abbastanza velocemente questo passante. Qui abbiamo avuto un ritardo un po' inferiore all'anno rispetto al cronoprogramma. È andato tutto sommato bene, ma la decisione politica hanno portato via una decina d'anni. Quindi diciamo che dalla posa alla prima pietra l'hanno realizzato in 4 anni. È vero però che quando lo inaugurano l'8 febbraio del 2009, c'erano di lì a poco le elezioni e quindi hanno corso molto in fretta, al punto che si è dovuto qualche mese dopo fare qualche operazione finalizzata a rendere quella strada un po' più tranquilla e più sicura. Quando si corre e si stende per esempio l'asfalto e il bitume con le temperature molto basse, poi paghi il prezzo ovviamente nella stabilità di quella condizione che ha realizzato. Ora però il dato che mi preme far capire è questo: c'è una serie, poi aumenta perché ci sono una serie di compensazioni da erogare agli enti locali, quindi noi abbiamo che buona parte delle nostre ferrovie o autostrade, quando in Francia o in Spagna, prendo paesi più vicini a noi, non parlo della Germania, poi se serve do anche il dato della Germania, costano all'incirca tra gli 8 e i 20 milioni di euro a chilometro. Noi molte volte siamo il doppio, qualche volta anche il triplo, dovuto al fatto, come ripeto, che noi in realtà molte volte le opere le facciamo a lotti, i tempi diventano molto lunghi, insomma, e poi c'è un sistema che... Ora sono tornato sulla finanza del progetto, perché in realtà questa è un'opera che serviva, è un'opera che ce la facciamo da soli, ce la paghiamo, quindi il piano economico finanziario io tra l'altro non l'ho visto, sono più di un anno che lo chiedo alla CAV, mi è stato illustrato qualche mese prima dei sindaci, lo conosco a memoria, ma un documento non l'ho avuto. Fanno fatica a dare questo l'ultima documento, battuta che mi hanno detto Simonaggio, siccome lei ha un amico in Cassa Depositi e Prestiti, lo chieda alla Cassa Depositi e Prestiti, cioè assomiglia a uno di quei segreti. Ora però lo conosciamo, insomma, ANAS avanza da CAV 913 milioni di euro. Quindi hanno stabilito praticamente che fanno, diceva bene Mattia, 350 milioni li dà la BEI, 73 sono arrivati nella formula che ho detto prima, ce n'è all'incirca altri 200-250 che arriveranno dal sistema bancario. In queste ore hanno fatto la gara per vedere, sono molto preoccupati perché la terza corsia della Venezia Mestre, gli interessi del sistema bancario erano del 7%. Non mi scusi Simonaggio, Berlusconi quando è venuto qui ha detto facciamo questo passante che è un'opera assolutamente indispensabile per questo territorio, non è che ha dato i soldi dello Stato, ha detto io ve la faccio però ve la pagate voi, mi sembra di capire. Certo, ma funziona così, ma noi infatti siamo preoccupati perché allora non ho capito la durata molto lunga delle concessioni autostradali, cioè l'Europa ha censurato l'Italia perché non si fanno gare, si dovrebbero assegnare le concessioni con gare. Il trucco per sfuggire alle gare è quello che prima che finisca la vita della concessione stabilisco nuove opere e quindi in qualche modo allungo i tempi della concessione. Noi abbiamo concessioni che ormai sono scadute anche da molti anni, il caso più classico è l'Autobrennero. Allora se mi invento una nuova opera, e il punto di domanda è l'opera a chi serve, perché guardate che di per sé non sarebbe di per sé negativo, però il problema è se l'opera serve solo al costruttore è chiaro che facciamo un cattivo servizio al territorio. E poi abbiamo un problema delle tariffe, io vorrei che tornassimo per un secondo alle tariffe, sono talmente alte che ormai sta diventando un elemento che pesa negativamente alla competitività del sistema paese. Per ritornare alle tariffe, volevo proprio far intervenire Michele Varotto che dunque chi meglio di lui può parlare proprio di tariffe, e chiedo all'Algia se mi dà anche più o meno, abbiamo messo alcune tariffe dal passante delle zone vicine sempre al nostro territorio, anche se la nostra televisione si vede da più parti, per poter dire, sono molto arrabbiati i consumatori, praticamente i pedonali, quelli che fanno tutti i giorni questa strada qui. No, non volevo questa, volevo la prima, eccola qui, adesso la vediamo subito se la regia viene sul supporto. Eccola qui. Allora, guardate, queste sono le tratte del Veneto, ne abbiamo prese alcune, non tutte.
Padova Est e Venezia sono 21 km, il costo è 2,80. Belluno Venezia 83, 7,80. Padova Est Bologna Arcoveggio sono 113, il costo è 8,70. Padova Est Treviso Sud 50 km per 4,80. Verona Venezia 124, 8,40. Vicenza Est Venezia Venezia 54, 5 euro. Via Treviso Conegliano sono 19 a 1,40. Milano Dolo Preganziò sono 20 per 5,20. E Padova Est Preganziò sono 39 per 3,90. Qui naturalmente c'è un errore su Milano e Preganziol, però dopo lo analizzeremo. Dunque i consumatori gli altri sono molto arrabbiati con queste tariffe, ci credo che facevamo un conto più o meno che se uno fa Padova Mestre 2 volte al giorno viene a spendere, oggi preparavamo il conto del professore, 10 euro, perché da 2,80 a 2,80 più la macchina più la benzina ci piega 10 euro al giorno per andare al lavoro, insomma. Certo, anche noi trasportatori, che siamo anche noi ripetitivi su queste autostrade, in questo momento ho fatto dei calcoli, si va dal 7 al 10% del costo di un viaggio, di quello che viene pagato, e sono costi molto difficili anche che si prende in carico le nostre attività, che già hanno una cassa molto limitata. Con questi aumenti non ci siamo più. Quindi noi abbiamo domandato sicuramente non solo non un aumento delle tariffe autostradali, bisogna cominciare anche a diminuirle, perché il CAV negli ultimi 3 anni credo che siamo arrivati quasi il 30% di aumento, e ricordiamo che non è il Ministero che dà gli aumenti, sono le autostrade che domandano la percentuale, poi il Ministero le autorizza oppure dà le percentuali. Quindi a livello Veneto abbiamo già cominciato, abbiamo già denunciato e abbiamo detto che intanto cominciamo con degli scioperi bianchi, quindi usciamo dalle autostrade, perché la gente, non solo il trasportatore ma anche il consumatore, perché io sono un trasportatore artigiano, rappresento anche gli artigiani, quindi l'idraulico, il muratore, tutti quelli che prendono l'autostrada perché è una comodità. Più aumentano, più la gente comincia a uscire dalle autostrade. E quindi diventa un problema per i paesi. Diventa un problema per i paesi, perché non è che aumentando il costo si riesce a trovare i soldi per finanziare l'autostrada, perché la gente esce e non ci sono più soldi per finanziarla. Però il 23 gennaio, dicevo prima della trasmissione, ci sarà questa riunione a Roma dove si parlerà di una riduzione o di uno sconto per i pendolari, per chi pendolari non autotrasportatori. Quindi il nostro comitato UNATRAS ha domandato una riunione urgente con l'AISCAT per cominciare a rivedere le nostre tariffe autostradali e di sistemi di abbonamento oppure di vignette, qualsiasi cosa che può aiutarci a restare nel mercato. Professor Manocasi, perché con questi soldi che tutti dicono sono molti che si spendono in Italia, poi andiamo a vedere negli altri paesi che non hanno sicuramente le tariffe italiane, le autostrade ci rimettono tanti soldi, ci impiegano tanto tempo a pagare i loro debiti della costruzione, per quale motivo? Il motivo di partenza è il costo elevato dell'autostrada. Allora, se noi facciamo il conto complessivo del tratto del passante di Mestre, che sono 32 km, mi pare, no? Diviso il costo complessivo, IVA compresa, viene a costare circa 40 km, 40 milioni di euro a chilometro. 40 milioni di euro a chilometro. Ora in Germania, se spendono tanto, spendono da 5 ai 7 milioni di euro per chilometro. E non siamo in una zona montana dove occorrono fare dei passaggi particolari o dei ponti o delle cose. Quindi l'inceppo è all'inizio, quando si investe, quando si spende, perché poi tutto il resto va da sé. E l'altro problema è perché ci deve essere questo meccanismo nella costruzione delle strade quando invece la gente già paga una tassa di circolazione. In Germania paga una tassa di circolazione e il governo tedesco e lo Stato tedesco predispone le vie affinché le automobili possano percorrerla. E l'altra cosa è che nonostante tutto, c'è stato un momento in cui l'Italia aveva un grosso livello di collegamenti autostradali ed era la seconda in Europa, appunto come dicevano prima, negli anni 70 noi eravamo i secondi, adesso siamo gli ultimi.
Cioè la Spagna è più avanti di noi, addirittura la Spagna è più avanti anche della Francia, e soprattutto che in Italia abbiamo una percorrenza autostradale molto elevata, parliamo di 6.000 veicoli per chilometro mediamente, mentre quella francese è 3,5, quella spagnola è 2,5, e quindi non si giustifica come gli altri paesi riescono a sostenere le spese e invece noi non riusciamo a sostenerle, ma addirittura spendiamo esageratamente e chiediamo delle tariffe enormi nei confronti dei nostri utilizzatori. E lì si vede nell'incremento, non si può spendere, parliamo di 2,80 euro, ma sono 6.000 lire di una volta. Allora, immaginate 10 anni fa, uno andava al casello di Padova per andare a Venezia e gli domandavano 6.000 lire, quello andava a piedi. Appunto. Cioè, si è perso il senso anche, ma questo appartiene anche a tutta un'altra situazione, si è perso il senso del denaro e del valore del denaro. Oggi si dice costa tutto 1 euro, se una volta diceva costa tutto 2.000 lire, dicevi ma sei matto. No? Quindi c'è questa tendenza a aumentare perché la gente non ha la percezione di cos'è l'aumento, se ne accorge poi alla fine del mese perché non arriva con denaro sufficiente per poter campare. La problematica è estremamente complessa e soprattutto c'è una casta che sta imperversando sulle tasche dei cittadini, perché queste privatizzazioni non hanno nessun senso. Lo Stato deve garantire la viabilità perché ci sono tasse apposta per questo e dopodiché è lui che la deve gestire. Ma non può tirarsi indietro dicendo non sono in grado di farlo, perché si cambia il governo immediatamente, si mandano a casa le persone e si mettono, come fanno in Germania, delle persone che sanno gestire le cose normalmente. Solo che qui in Italia diventa tutto, poi parleremo che dell'ambiente ovviamente va preparato anche, perché tutto questo comporta e influisce moltissimo anche per quanto riguarda l'ambiente. Sì, io credo che, come diceva Simonaggio prima, a chi servono queste opere? Perché a me piace affrontare questi problemi da un altro punto di vista. E noi abbiamo fatto il passante di Mestre, per togliere gli ingorghi dalla tangenziale di Mestre. Allora, ci sono due modi per togliere gli ingorghi dalle strade. Uno è fare nuove strade, però io credo che ormai siamo una quarantina di anni che noi sentiamo che la soluzione per togliere gli ingorghi dalle strade è fare nuove strade, eppure questi ingorghi ci sono sempre. Quindi forse la soluzione è diversa se con questo tipo di soluzione non siamo riusciti a risolvere il problema. Dicevamo che il passante di Mestre è costato 40 milioni a chilometro. Io volevo far riflettere parecchio su questo numero perché la Regione Veneto finanzia con 150 milioni di euro circa all'anno il servizio di trasporto pubblico su ferro, insomma i treni per i pendolari. Quindi ne stiamo parlando che quanti anni saremmo riusciti a finanziare il trasporto su ferro se quei soldi fossero stati finiti su questo tipo di trasporto? Cioè, quello che voglio dire, se ci fosse la stessa attenzione per le nuove strade, anzi metà dell'attenzione che c'è per fare nuove strade rispetto ai sistemi alternativi di trasporto e sicuramente efficienti, ecco, riusciremo ad avere contemporaneamente un servizio migliore di trasporto sia pubblico che per merci su ferro, sui treni, e contemporaneamente riusciremo ad avere delle strade più libere, perché sulle autostrade, sulle strade ci va chi ha davvero bisogno. In tutto ciò risparmieremo più soldi e avremo meno inquinamento. No, ma è vero, ma nel ragionamento, l'ottica, poi la pubblicità, quando prepariamo la trasmissione con il professor Ermanno Casi, mi ha messo in testa una cosa che così è la prima volta che me l'ha detta e sono rimasto un po' perplesso. Mi ha detto, sai fare una metropolitana a Venezia. Porca miseria, una metropolitana a Venezia sembrava una follia. Poi ci ho pensato, ho detto, se ci fosse una metropolitana che partisse da Padova, sto facendo esempio, e va a Venezia, passa per Spinea, per Mira, per Dolo, per Noventa,
Ma nel progetto c'è, si chiama Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Ma che ritorno avrebbero questi non ha paesi? corso come il passante? No, la domanda che mi pongo, ma è possibile che i politici italiani o chi per loro non abbiano capito questo problema? Cioè, mi faccio una domanda che la trovo banale, perché se ci fosse questa metropolitana che fa questo tragitto, io dico, uno che abita al Dolo, a Mira, a Milano, a Spinea, dove volete abita, prende, va a Venezia, viene a Padova, fa le spese, insomma c'è un indotto per tutti, presumo. Niente, Sì, però bisogna fare delle scelte chiare, cioè in realtà la nostra regione manda avanti tutto e poi in realtà fa un piano regionale dei trasporti che contiene tutto e poi però non camminano le cose che forse sarebbe necessario che diventassero prioritarie. Faccio un esempio, se questa è un'area metropolitana che interessa 3 milioni di cittadini più i turisti, se noi avessimo una metropolitana di superficie, che avessimo un treno che collega i punti nodali della rete con una frequenza ogni 10 minuti e un quarto d'ora e che fosse anche capillare come servizio, assomiglierebbe a... Guarda, basterebbe copiare i modelli degli altri paesi, non è che bisogna inventare nulla. Chi di noi è stato qualche volta a Parigi, piuttosto che a Colonia, piuttosto che a Berlino, piuttosto che a Londra, vede esattamente come funziona. Che chi le piacerebbe una metropolitana che passasse... Ma io ho il sistema ferroviario metropolitano regionale, però prima parlavo anche con Simonaggio. Il problema vero è che mi dicono che ad esempio nelle ore di punta dei pendolari noi più di tanti treni non possiamo fare entrare nella stazione di Mestre in direzione Venezia perché non ci sono proprio i tempi. Io questa verifica la devo ancora fare, però con chiunque lavori all'interno delle ferrovie mi viene detto questa cosa, quindi credo che il problema non sia così banale. È semplicemente drammatico aver investito tantissimi soldi nel sistema ferroviario metropolitano, poi andare a un orario cadenzato che di fatto non dà risposta ai pendolari. Cioè, io ho una questione aperta, perché a Spinea il treno più utilizzato dei pendolari, che era quello delle 7:21, utilizzato da 120 persone, adesso è stato soppresso ed è stato sostituito da un pullman navetta. Lì c'è la tratta Bassano-Venezia. Noi sostanzialmente abbiamo fatto questo orario cadenzato, però insomma bisogna anche in situazioni di difficoltà tener conto dei costi e benefici, cioè se la vera tratta metropolitana è Castelfranco Venezia, vediamo di dare una risposta ai pendolari che ormai da tempo hanno incominciato a salire in quel treno, perché se io ho stazione dove salgono 10 persone, con tutto il rispetto che ho per quelle persone, e ho stazioni dove ne salgono 160-180 ad ogni treno durante l'orario di pendolari, insomma, non è che posso fare come dire, la stessa analisi e tirare le stesse conclusioni. Ma allora vuol dire che ci sono degli interessi che vanno al di là dell'esigenza? Ma no, non è che ci sono interessi, è che purtroppo noi abbiamo questo sistema che è un sistema che è condizionato da tanti blocchi, non ultimo quello che magari Simonaggio lo conosce meglio di me, ma che in questo momento per avere più treni dentro il sistema ferroviario metropolitano ci sta bloccando. Io addirittura ho chiesto, per avere proprio a Spinea la prima stazione metropolitana, di deviare la linea che da Venezia va a Udine attraverso la vecchia linea ferroviaria del treni merci, diciamo quella dei tempi della guerra, che potrebbe far passare per la stazione di Spinea anche i treni che hanno direzione Treviso-Udine. In questo modo noi potremmo anche avere un'altra direzione che interessa sia Padova che Treviso e Udine. La differenza sono 5 minuti, la stazione Spinea in questo modo potrebbe avere 4 volte i treni che ha adesso, non è possibile. Perché? Perché io ho fatto questa richiesta 2 anni fa, però non so se ci sia blocco dei treni, ma qui non è che entrano, devono fare solo un'altra strada. Per risparmiare servono 800 milioni di euro per mettere in condizione di poter raddoppiare il numero di treni che passano nel sistema nord-est. Allora facciamo una grande discussione se facciamo la TAV sì o no, dal valore dei 5 miliardi, i soldi per e non facciamo la soluzione di strozzature chiamate colli di bottiglia, che riguardano i binari unici, che riguardano, ovviamente questo è un caso classico, ci sono delle linee, in particolar modo nel Veneto orientale, che potrebbero essere maggiormente sfruttate
Vado in pubblicità, poi parliamo, perché siamo andati che nel tema delle ferrovie, è un tema che non ci basta mica questa puntata di rimaniamo nelle autostrade. Ma per noi è fondamentale questo punto, perché corriamo il rischio sul serio di fare grandi investimenti e fare tanti ragionamenti e poi, come dire, ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Certo, ne parliamo subito dopo la pubblicità, rimanete con noi, telefonate, intervenite, dite la vostra per quanto riguarda le tariffe autostradali, anche avete sentito il problema che riguarda i pendolari per via del treno. A tra poco, rimanete con noi.